Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, intervenendo al question time alla Camera, ha annunciato che entro marzo 2020 l'hotspot di Lampedusa avrà 132 posti in più rispetto agli attuali 96, compreso un'area per i minori non accompagnati. E a conclusione degli interventi di ripristino delle aree adesso chiuse, il centro di Contrada Imbriacola avrà 439 posti totali, con un'area riservata alle famiglie. Lamorgese ha aggiunto: la situazione dell'hotspot è costantemente seguita. Il Ministero ha chiesto massima celerità per la riqualificazione e il ripristino delle funzionalità. Attualmente il centro d'accoglienza di Lampedusa ospita 48 persone, di cui 41 sono uomini e 7 sono donne. Si tratta di 38 tunisini, 4 egiziani e 6 donne della Costa d'Avorio, sopravvissute al naufragio della notte tra il 6 e il 7 ottobre scorsi e che saranno trasferiti a breve. E Dario Terenzi, psicologo di Medici Senza Frontiere, ha assistito i sopravvissuti del naufragio di Lampedusa durante le drammatiche fasi del riconoscimento dei cadaveri recuperati. La fase di riconoscimento dei corpi, durata circa 3 ore, racconta, è stato un momento di dolore e angoscia. Tutti erano tesissimi, alcuni tremavano al terrore di rivedere i corpi dei compagni di viaggio. Ho sentito continue le loro vibrazioni gli attimi prima in cui avrebbero visto le foto che ritraevano ciò che resta dei loro familiari o amici. I corpi dei naufragi sono straziati. Una ragazza ci ha chiesto perché alcuni fossero diventati bianchi. L'acqua marina ha corroso i corpi fino a trasformare il colore della pelle. Il mare li ha trasformati a tal punto da stravolgere le fattezze dei volti e così il riconoscimento è avvenuto tramite un capo d'abbigliamento o un segno particolare. Da sabato a martedì un team di Medici Senza Frontiere, formato da uno psicologo e un mediatore interculturale, ha fornito supporto psicologico ai 13 superstiti. Una ragazza ivoriana ha riconosciuto il compagno perso in mare dalla felpa che indossava quel giorno. Era terrorizzata, raccontano, ma ha voluto rivedere il suo compagno. È crollata un attimo dopo, sciogliendosi e scomparendo dentro un lungo pianto di straziante dolore e disperazione. Prosegue la testimonianza di Terenzi. L'abbiamo assistita e poi accompagnata nella sua camera, dove lentamente, anche grazie all'aiuto insostituibile delle sue compagne di viaggio, si è ripresa. Prima di andar via, ci ha timidamente salutati e, abbozzando un sorriso, ha pregato affinché Dio ci benedisse. Tutti i nostri pazienti hanno raggiunto un livello appena sufficiente di tranquillità, non certo di serenità. Quando li abbiamo incontrati il primo giorno avevano lo sguardo fisso, erano rigidi, alcuni non parlavano affatto. Ancora oggi molti di loro hanno incubi, difficoltà ad addormentarsi, paura a rimanere soli. C'è chi non dorme da giorni, non hanno fame, hanno raccontato di essere sopraffatti da immagini e pensieri intrusivi. Rivedono e rivivono in continuazione le immagini del naufragio. Prevale ed è palpabile un forte senso di disagio, estrema sofferenza e frustrazione, infatti molti continuano a domandarsi perché siano ancora vivi, perché loro ce l'hanno fatta. Queste persone hanno bisogno di essere trasferite, di allontanarsi da Lampedusa, viene lanciato un appello. Ci hanno detto chiaramente che non vogliono stare più qui. Sentono addosso la tragedia che li ha travolti, continuano a domandarsi perché vengono tenuti ancora qui, dove sono morti i loro cari. Medici Senza Frontiere ha chiesto alle autorità che le due comunità, le 6 donne ivoriane e i 7 uomini tunisini, non vengano divisi e che i due gruppi vengano lasciati uniti e trasferiti negli stessi centri di accoglienza. Non separarli, spiegano, un piccolo ma utilissimo fattore di protezione che abbiamo visto in passato aiutare significativamente i superstiti. La prefettura di Agrigento ha accolto la nostra richiesta, spiegano, e non è escluso che continueremo a seguire queste persone nell'immediato futuro.